Buongiorno, ben ritrovati, buon giovedì, siamo in diretta come sempre, tanti gli argomenti all'ordine del giorno, non parleremo solo di politica ma anche di Covid con una curva che sta frenando, quindi una situazione che va piano piano migliorando, e poi parleremo anche della West Nile invece, con alcuni casi invece che stanno crescendo e molte zone che vengono adesso igienizzate, sistemate, soprattutto dove ci sono stati i casi maggiori. Parleremo anche di imprese perché l'abbiamo detto nel corso dei nostri telegiornali, sarà un autunno caldo, dicono gli artigiani, abbiamo bisogno di sostegni importanti per andare avanti, e ovviamente lo chiederanno al nuovo governo, ma in primo piano, ne abbiamo parlato ieri, anche la carenza di medici di base. Sono 640, davvero tante le zone critiche in Veneto, situazione esplosiva, e ne parliamo proprio con Andrea Martella, segretario del Partito Democratico, che lo vedo già nel nostro schermo. Buongiorno. Buongiorno a lei e a tutti i telespettatori e grazie per l'invito anche in queste giornate così calde. Riguardo al tema di cui lei ha parlato oggi, è una questione che avevamo sollevato da tempo, e cioè in Veneto c'è un grande problema che riguarda la carenza di medici di base, e i medici di base sono fondamentali per garantire quella prima cura ai cittadini, per non intasare gli ospedali e per dare diritti e garanzie di universalità a tutti i cittadini. E so che cosa vuol dire, soprattutto per gli anziani, so che cosa vuol dire quando non si trova un medico che possa fare una visita o che possa fare una ricetta, soprattutto in un periodo così difficile come questo. Purtroppo è colpa della mancata programmazione della Regione. Ci sono anche altri problemi, le liste d'attesa, la situazione dei pronto soccorso, ma è da questo punto di vista una mancata programmazione della Regione. È necessario che si trovino le risorse. Alcune risorse sono state messe a disposizione dal PNRR attraverso l'intervento del governo. È necessario intervenire per avere più borse e quindi per rilanciare la medicina del territorio. Senza la medicina del territorio, cioè senza quell'integrazione tra sanità e sociale, in medicina territoriale non si può garantire una parità di diritti ai cittadini. Ecco, segretario, ci si aspettava di arrivare ad un numero così alto, 640 zone critiche nel Veneto? Diciamo che anche questo l'avevamo un po' previsto, perché anche leggendo i rapporti delle organizzazioni sindacali sapevamo che molti stavano per andare in pensione, e quindi ci sarebbe stato un problema di mancato avvicendamento se non si fosse intervenuto per tempo. Del resto, quando le organizzazioni dei medici sono state ascoltate dalla Regione, queste cose sono state dette, e la soluzione che la Regione ha pensato di affrontare non era di prevedere, non era una soluzione che risolveva il problema. E quindi adesso il caso è davvero esplosivo, e è la dimostrazione di come la sanità del Veneto abbia bisogno di una riforma, abbia bisogno di un intervento radicale che possa garantire dei servizi migliori ai cittadini. Lo dicevo prima, i tre grandi problemi sono le liste d'attesa, le attese e le infinite per la mancanza di medici e infermieri nei pronto soccorso, e la mancanza di medici di base. Ecco, questo nonostante sia stato fatto, insomma, siano stati assunti dei nuovi medici e dei nuovi infermieri, ma questo non basta. Non basta, e anche questo lo avevamo detto sia in Consiglio regionale con i nostri rappresentanti istituzionali, sia l'avevano detto i sindacati. Io stesso mi ero preso le contumely di non so quale esponente della Lega per aver detto che non era sufficiente la soluzione ottenuta, e purtroppo invece vediamo che i problemi sono tutti sul tappeto. Qualcuno tenta di nasconderli, ma guardate che quando si parla di sanità, di bisogni di cittadini, i cittadini devono essere tutti uguali, e la pensano tutti allo stesso modo quando vengono meno questi diritti, che siano di destra, che siano della Lega, che siano di sinistra. È un bisogno primario che va salvaguardato,
E io penso che in Veneto ci stia rendendo conto di quanto sia necessario intervenire in questo settore per garantire ai cittadini parità di trattamento. Ecco, il nuovo governo dovrà mettere mano davvero su tanti aspetti che in questo momento i cittadini chiedono e chiedono con forza, non solo l'aspetto sanitario, ma ci sono tanti altri aspetti, quelli delle pensioni, insomma tanti argomenti che i cittadini chiedono con forza. Sì, se non fosse caduto peraltro il governo Draghi, come noi avevamo chiesto di non far cadere, che poi è stato fatto cadere da Lega, Forza Italia, dopo la crisi innescata dal Movimento 5 Stelle, tradendo anche le aspettative che venivano dal Veneto, dal mondo imprenditoriale, dai sindaci, dalle forze sociali, dicevo, se non fosse caduto il governo, alcuni interventi già si sarebbero potuti fare. Penso alle pensioni, penso al salario minimo, penso alla riduzione e al contrasto del lavoro povero e di quello precario, penso alla revisione di alcuni contratti. Certo che noi mettiamo queste cose al centro delle nostre proposte per il futuro, la riduzione del cuneo fiscale a favore delle imprese, uno stipendio in più nelle tasche dei lavoratori, la necessità di sostenere le imprese in questo immenso sforzo che stanno facendo per continuare a fare in modo che la nostra regione sia competitiva. E la nostra proposta da questo punto di vista è una proposta seria e credibile. Io credo che imprese, organizzazioni economiche, sociali, sindaci chiedano cose concrete, realizzabili e non molte sparate come vedo che si stanno facendo anche in questo momento nel centrodestra. Ecco, Cottarelli e Berlusconi si candideranno, scontro sulla flat tax. Beh, insomma, sono due figure molto, molto diverse, diciamo, quindi non voglio nemmeno mettermi a parlare di Berlusconi, e mi pare che in questo momento stia facendo delle proposte che insomma sono in perfetto stile Berlusconi dal 1994 in poi, promesse scritte sull'acqua e realizzabili, con la differenza che i cittadini si sono resi conto nel corso di questi anni che quel sogno che aveva illuso molta gente e proposto da Berlusconi è un sogno irrealizzabile e che probabilmente è servito a lui e alle persone più vicine a lui in questo periodo. Per quanto riguarda Cottarelli, mi pare una candidatura molto seria questa del Partito Democratico e di Più Europa, una persona che viene dall'università, dal mondo dell'impresa, conoscitore di conti pubblici, con una ispirazione profondamente progressista, cioè che mette al centro delle cose per me fondamentali, cioè la dignità del lavoro e la giustizia sociale, la progressività delle tasse e non la flat tax, la necessità che le tasse si diminuiscano ma che tutti le paghino, anche in questo modo facendo una lotta all'evasione fiscale più efficace, ma anche la considerazione che coloro che guadagnano di meno devono essere quelli che tendenzialmente hanno dapprima una riduzione delle tasse. Ecco, sono due impostazioni diverse, peraltro quella di Berlusconi e del centrodestra o di Salvini si riduce un po' a una sparata, quella di Cottarelli insomma è frutto anche di anni di studio, di serietà e anche di tenuta, di consapevolezza di quella che è la tenuta dei conti pubblici, che adesso con le proposte che sta facendo il centrodestra se lo dicono anche fra di loro, siamo totalmente fuori controllo dal punto di vista della spesa pubblica. Ecco, lei parlava appunto anche del cuneo fiscale. Dopo avremo anche il presidente della Confartigianato di Treviso. Loro dicono abbiamo bisogno di sostegni, di aiuti, sarà un autunno sicuramente difficile, già ci sono stati anni difficili, questo autunno non sarà migliore se non si trovano delle soluzioni. Sì, è vero, sono stati anni difficili e questo autunno rischia di esserlo ulteriormente perché noi stiamo vivendo varie emergenze che si sovrappongono. L'emergenza dovuta dalla guerra in Ucraina, l'emergenza ambientale,
con un'estate sempre più infinita e torrida, l'emergenza di carattere economico che può avere delle conseguenze di carattere sociale. Dobbiamo innanzitutto contrastare l'inflazione e per farlo dobbiamo tutelare il potere d'acquisto delle famiglie, dei lavoratori, e dobbiamo aiutarli sul fronte luce, gas e carrello della spesa, e cioè la spesa che le famiglie devono sostenere. Per questo ci vogliono delle misure, per questo che noi abbiamo detto per esempio una mensilità in più ai lavoratori e vari sostegni ai giovani per gli affitti e per garantire quindi anche loro un futuro. E poi è chiaro che ci vogliono sostegni anche alle imprese. E quello che noi abbiamo individuato, che è anche una delle richieste che proviene dal mondo delle imprese, è la riduzione del cuneo fiscale, cioè di quelle tasse che agiscono sulle imprese per il lavoro, per il costo del lavoro. Quelli vanno abbassati, contemporaneamente vanno abbassati i contributi che pagano i lavoratori, in modo tale da garantire una mensilità in più e fare in modo che quindi impresa e lavoratori possano avere una riduzione delle tasse, cosa fondamentale. L'altra cosa fondamentale in Veneto sarà quella di far incontrare meglio la domanda e l'offerta di lavoro. Noi vediamo che c'è una richiesta di lavoro e che spesso le imprese non trovano i lavoratori. Ecco, va prodotto un incrocio più efficace, con politiche ben precise, e va favorito un ingresso nel mondo del lavoro che sia anche il seguito di un percorso formativo che sia legato a quelle che sono le esigenze del territorio. Da questo punto di vista la riforma degli istituti tecnici superiori è un altro aspetto importante che credo che anche la Confartigianato guardi con grande positività. Ecco, lei appunto ha citato un altro degli argomenti, insomma, che ha tenuto davvero banco in questo periodo, in questa estate, cioè il fatto di lavoratori che cercano lavoro, ma in realtà aziende che non trovano lavoratori, che sembra veramente un paradosso. Sì, quello che dicevo prima, c'è stato soprattutto nell'ambito del turismo, nell'ambito alberghiero, diciamo, un cambiamento del mercato del lavoro dovuto ai cambiamenti sociali, dovuto anche alla pandemia, dovuto anche alla richiesta di condizioni di lavoro diverse, dovuto allo smart working, cioè a cose che nel corso di questi anni si sono realizzate. Credo che c'entri poco il reddito di cittadinanza, per esempio, perché in Veneto, ho visto i dati, riguarda l'1% della popolazione attiva, quindi non è determinante. Certo, anche quello va modificato e migliorato e rivisto, lo dico a scanso di equivoci, però va prodotto appunto una maggiore incisivo, efficace incrocio tra le richieste che vengono dal mondo delle imprese e i lavoratori. Per fare questo è chiaro che bisogna anche garantire degli stipendi migliori, voglio essere abbastanza chiaro da questo punto di vista, cioè un lavoro più pagato e meglio retribuito. Ecco, è per questo che dico ci vuole uno sforzo complessivo di riduzione del costo del lavoro che possa prevedere assunzioni magari a tempo indeterminato e con un lavoro meglio retribuito. Lei parlava anche di una riforma degli istituti scolastici proprio per dare probabilmente più, insomma, per dargli più possibilità di guardare il mondo del lavoro. Sì, il Parlamento recentemente ha approvato una riforma degli istituti tecnici superiori che diciamo hanno anche una bella storia nel Veneto di successo, che ha garantito l'ingresso nel mondo del lavoro a giovani specializzati già in un settore, e il fatto che si possano potenziare credo che sia un modo positivo per garantire manodopera o comunque professionalità alta che possa rispondere alle esigenze del mondo del lavoro del Veneto. Quindi è un aspetto particolarmente significativo. Noi dobbiamo cercare di formare i giovani meglio, di formarli affinché
non perdano tempo magari con studi o percorsi che poi risultano lasciare, e di indirizzarli anche oltre alla scuola superiore verso questi istituti tecnici superiori che offrono, come si può dire, un capitale umano più professionalizzato e quindi più adatto a ricoprire responsabilità nel mondo del lavoro. Senta, un'ultima domanda, quadro politico insomma abbastanza delineato, ora manca l'alleanza Renzi-Calenda, dice siamo vicini ad un accordo, quindi insomma situazione che si è definita in queste ore. Sì, Renzi e Calenda gli auguro buona fortuna, non so. Calenda in questi ultimi giorni è riuscito a litigare con tutti quanti noi, Renzi l'ha fatto negli anni scorsi un po' con tutti, non so che proposta possono fare per un eventuale terzo polo. Credo che le elezioni saranno caratterizzate molto da un confronto, una competizione tra il Partito Democratico, la coalizione che abbiamo costruito con Più Europa, le altre forze ambientaliste di sinistra, e la destra della Meloni. E che questa polarizzazione sarà tra PD e Fratelli d'Italia e che sarà necessario che i cittadini italiani, anche veneti, scelgano se ci vuole una visione progressista, europeista, come quella di cui siamo portatori noi, che fanno dei valori europei, della nostra collocazione in Europa un preciso patrimonio per una regione così importante come il Veneto, oppure se scegliere una coalizione che in questi giorni la spara grossa, che ha trazione Fratelli d'Italia, che ha alleanze internazionali che magari guardano più a Orban che diciamo alla collocazione che abbiamo noi, e gli elettori saranno di fronte a questa scelta, quindi io credo che ci sarà una polarizzazione netta e da questo punto di vista crediamo che il voto utile sarà un voto verso il Partito Democratico. Grazie davvero, grazie per aver accettato il nostro invito e per essere stato con noi. Grazie segretario. Sono io che ringrazio voi. Buon lavoro. Grazie, buon lavoro anche a lei. Noi andiamo avanti, avevamo parlato prima del Covid con una curva che sta frenando, con una situazione che sta migliorando piano piano, quindi frena in Veneto la curva di crescita dei contagi Covid. Nelle ultime 24 ore sono stati 3.245, circa 700 in meno del giorno precedente, quindi 3.000 che erano 3.929, per un totale di 2.145.080 infetti dall'inizio della pandemia. Lo rileva dunque il bollettino della regione, le vittime sono 11, ieri erano 9, dato che porta il numero complessivo dei decessi a 15.200, il numero degli attuali positivi è 64.725 con un meno 1.740. Si alleggerisce anche la situazione clinica con 963 malati Covid ricoverati nei reparti medici, con un meno 151 e 43 con un più 2 in terapia intensiva. Sul fronte invece vaccinale ieri si è registrato 2.239 somministrazioni, quasi tutte di quarte dosi. Dunque questo è il bollettino regionale. Io vedo che invece si è già collegato con noi Oscar Bernardi, presidente di Incoff Artigianato Treviso. Intanto buongiorno. Buongiorno a lei, buongiorno a tutti gli spettatori. Buongiorno. Parliamo subito dell'argomento, ne abbiamo parlato anche prima con il segretario regionale del Partito Democratico. Sarà un autunno non facile per le imprese, qualcuno dice un autunno caldo, proprio sotto ogni profilo sul fronte economico, Presidente. Sì, sicuramente sarà un autunno e vorrei dire anche un inizio di inverno un po' critico, nel senso che sicuramente le nostre imprese ad oggi stanno sostenendo tutto quello che riescono a poter fare. Considerando i costi dell'energia, oggi tutti quei costi in più che hanno le nostre aziende, per fortuna non sono stati ad oggi riversati nel mercato, riversati nei clienti, perché sostanzialmente si andrebbe fuori mercato. Quindi non so quanto resisteranno i nostri artigiani a poter continuare a lavorare in queste condizioni dove che comunque è chiaro che non c'è sostenibilità da parte del mercato. Cosa chiedete voi al nuovo governo, Presidente?
Noi chiediamo molte cose, guardi, mi permetto di dire innanzitutto chiederei un atto di solidarietà per questo Paese, chiederei un senso anche di responsabilità dei nostri politici, perché è chiaro che questo governo è caduto per una serie di motivi che a me non sta qui a sindacare, però è anche vero che le porto questo paragone: ogni mattina i nostri artigiani, i nostri imprenditori si alzano, vanno al lavoro e ci mettono tutta la loro responsabilità e ce la mettono per far sì che questo mercato funzioni, che questo Paese vada avanti, per portare a casa quello che serve per mantenere la propria famiglia e le famiglie dei nostri addetti. La politica non si è dimostrata tale, purtroppo, e questo è un grande atto di tradimento nei nostri confronti. Il fatto che noi, quello che chiediamo noi a questa politica è sicuramente, e lo dico già da adesso, noi voteremo chi ci darà ascolto, perché è giunto il momento di finire di fare proclami. Tutti dicono e fanno programmi e grandi affermazioni, ma sostanzialmente poi alla fine chi sostiene queste imprese, chi sostiene questo mercato siamo noi, e quindi daremo il voto ai politici che ci daranno ascolto e che ci confermeranno di mantenere le loro promesse poi quando saranno al governo. È chiaro che uno dei punti cruciali sicuramente per noi è la burocrazia, ma questo è un tema che vale da molti anni, da un periodo troppo lungo, dove noi ci troviamo in grave difficoltà a livello nazionale nei confronti dei nostri partner europei. Seconda cosa è contenere il costo dell'energia, sia dell'energia elettrica sia del gas, perché è chiaro che così non si potrà andare molto avanti. E purtroppo questo, ripeto, lo si vede anche in questo ultimo periodo, e purtroppo è così. Poi i temi sono focali, la mancanza oggi, a parte la denatalità nei nostri territori, ma è anche vero che noi chiediamo a questa politica, dove il reddito di cittadinanza, per quanto poco vale in Veneto, si trasformi in lavoro di cittadinanza. E questo è un tema per dare dignità ad ogni persona, ad ogni abitante di questo nostro territorio. Poi sicuramente ci sono altri temi sulla questione del salario, al di là del salario minimo, che nei nostri contratti è sicuramente rispettato, però quello che dico formalmente è assolutamente in questo periodo, dove abbiamo anche aziende hanno anche un po' di lavoro, e quindi detassare gli straordinari, detassare tutte quelle voci contrattuali che sono all'interno dei contratti, anche quelli di secondo livello, portarli ad una cedolare secca del 10% anziché del 35%. Sostanzialmente noi come ufficio studi abbiamo fatto un calcolo abbastanza preciso: con questo si potrebbe arrivare quasi a uno stipendio in più, cioè quasi a 1.000 euro in più in un anno di risparmio, che comunque andranno nelle tasche dei nostri dipendenti. E solo questo è una questione di risparmio, dove le aziende non gli viene caricato nulla di più, ma è solo un costo in meno per quanto riguarda il salario dei nostri dipendenti. Poi è chiaro che servono comunque figure professionali già da giovani, quindi il grande lavoro che stiamo già facendo noi, incentivando anche la formazione con gli istituti tecnici superiori, quindi la professionalità dei nostri giovani, che deve rimanere qui nel nostro territorio e non sicuramente andare poi all'estero o da qualche altra parte, e aiutare i giovani a capire qual è il loro futuro, quel lavoro che loro gli piacerà di fare, perché è inutile mandarli a scuola se poi a metà strada. Abbiamo un problema di collegamento, non la sentiamo più, vediamo se riusciamo a ripristinare, la vediamo ma non la sentiamo. No, continuo a non sentirla, vediamo se i tecnici riescono a ripristinare il collegamento con il Presidente, perché non la sentivamo più, è andato via l'audio, anche perché insomma stava fornendo anche dei dati importanti. Poi volevo appunto commentare con il Presidente proprio i dati di Confartigianato. Siamo riusciti a... Vediamo se riusciamo a risentire l'audio del Presidente. Presidente, lei mi sente? Niente, abbiamo dei problemi, quindi aspettiamo di poterci ricollegare con il Presidente di Confartigianato, con i dati anche che erano usciti proprio da un
da un ufficio studi di dati di Eurostat che aveva insomma valorizzato un paniere di 17 servizi. Vediamo se riusciamo a ricomentarlo con il Presidente. Intanto passiamo alla cronaca, perché anche c'è tanta cronaca. Eccolo qui. Presidente, mi sente adesso? No, io continuo ad avere problemi di... Pronto? Ecco qua, adesso la sento, siamo tornati di nuovo a sentirla. Senta, io volevo anche un commento. Ci sono dei dati che sono usciti dall'ufficio studi di Confartigianato, che ha elaborato i dati Eurostat su un paniere di 17 servizi artigiani, zone di quiete nella tempesta dei prezzi. La minore inflazione in questi settori genera un risparmio per le famiglie venete di oltre 41 milioni di euro in Veneto e di 7 milioni 146 euro nella Marca. 6.600, leggo i dati che avete fornito voi, 6.673 le imprese attive nei 17 settori, il 29,3% dell'artigianato trevigiano. Insomma, questo è quello che avete come dati. Ecco, li possiamo commentare insieme, Presidente? Beh, sicuramente sì, questi sono dati, come dicevo prima, l'inflazione è all'8%, quindi non è stata, questi costi di maggiore dovuti all'energia, dovuti al costo anche delle materie prime, alla reperibilità delle materie prime, lo dico chiaramente, non sono stati riversati poi nei clienti che hanno i nostri artigiani, che hanno i nostri imprenditori. Perché? Perché sostanzialmente riescono a contenere un po' questi costi, ma ripeto, sostanzialmente non sarà possibile andare avanti, credo, oltre al prossimo autunno, in quanto non c'è la possibilità proprio. Quante imprese possono essere a rischio? Non sono poche, purtroppo nel nostro comparto sono molte, ma oltre alle imprese io direi quanti sono gli addetti che sono a rischio. Questo è un dato che sostanzialmente adesso non ho sotto mano, però sicuramente non sono poche, perché per ogni impresa che comunque può andare in difficoltà e chiudere ci sono comunque nella media 4, 5, 6 addetti, quindi se pensiamo un po' al numero dei nostri addetti che comunque nel nostro comparto in provincia di Treviso sono circa 37.000, una buona parte purtroppo ha il rischio che in autunno potranno fare orari ridotti oppure addirittura cassa integrazione, purtroppo. Presidente, le faccio un'ultima domanda. La CGIA nei giorni scorsi aveva detto imprese a rischio usura. Beh, questo c'è sempre stato sostanzialmente ed è oggi un tema caldo, caldissimo vorrei dire. È anche vero che noi come associazione di categoria teniamo monitorato tutti i nostri artigiani, quindi nel momento in cui ci sono delle difficoltà siamo comunque in grado a sostenerle per vie legali, e è chiaro però che non siamo in grado di arrivare da tutti, e questo è un grossissimo problema, perché poi nel momento in cui un'impresa piccolina che sia rientra in questo circolo non ne viene più fuori, è difficile solo con grosse denunce, con situazioni veramente paradossali, ma l'azienda è in difficoltà e quindi non si risana più. Presidente, la ringrazio, grazie davvero. Grazie a voi, buona giornata a tutti. Grazie, buon lavoro. Noi ora ci fermiamo per qualche istante di pubblicità, poi torniamo in studio con la cronaca, con varie notizie dal Padovano, ma anche ci collegheremo con Venezia, dove a Mestre, ne abbiamo parlato ieri nel corso dei nostri telegiornali, verrà tolta un'edicola che però era diventato il bivacco di persone senza tetto. Sentiamo quindi pubblicità e poi torniamo in studio. Siamo tornati nuovamente in studio, ve l'avevo anticipato prima, andiamo subito a Venezia, anzi in realtà a Mestre, dove io vedo già il nostro Filippo Fois con un ospite. Abbiamo parlato dell'edicola che verrà rimossa perché la vedo ancora lì. Filippo, buongiorno.
Buongiorno Daniela, buongiorno ai nostri telespettatori. L'ospite che vedete al mio fianco è Elisabetta Pesce, assessore alla sicurezza del Comune di Venezia. Alle nostre spalle l'edicola di via Poerio che possiamo dire non ha i giorni ma proprio le ore contate perché tra poco verrà rimossa. Cosa vi ha spinto ad assumere questa decisione nei confronti di un'attività che comunque dal punto di vista commerciale era chiusa già da diversi anni? Sì, allora ultimamente in questa zona bivaccano un po' persone, clochard negli ultimi giorni. Abbiamo accolto l'appello del commerciante, del tabaccaio e tra l'altro abbiamo riscontrato, allora diciamo che questa edicola è andata in pensione, sono state fatte delle trattative, è stato cercato comunque da parte del proprietario anche una vendita. Oggi le edicole non sono più appetibili dal livello commerciale e quindi a questo punto non ha più senso tenerla, tra l'altro crea degrado, la situazione o viene aperta e grazie all'assessore ai lavori pubblici si è preso questa decisione di sicuramente smantellare, partiranno domani i lavori, quindi è stata fatta immediatamente la recinzione e poi verrà fatta una manutenzione dell'area, in questo modo da dare una percezione soprattutto sulla sicurezza, un decoro a Mestre, che comunque è una città bellissima. Stiamo lavorando veramente seriamente su tutto il territorio per ridare i lustri degli anni che furono della Mestre, che era veramente bella. Ecco, qui siamo proprio nel cuore di Mestre perché di fronte a noi c'è Piazza Barche, poi per di là si va in Piazza Ferretto e in effetti il problema a cui accennava anche l'assessore è questo, vale a dire dei gruppi di sbandati sono stati definiti, di senza tetto, di balordi, poi chiaramente gli aggettivi si sprecano, che stazionavano nelle panchine che adesso sono recintate qui alle nostre spalle, qui e poi in Piazza Zorzetto che è poco distante da dove ci troviamo. Ecco, in Piazza Zorzetto si è scelto di togliere le panchine in cui in effetti si sedevano queste persone, qui si è scelto di togliere l'edicola che comunque è chiusa. L'assessore ci ricordava anche che si sta agendo non solo con l'assessorato alla sicurezza ma anche con i lavori pubblici, ovviamente per questi lavori, e con l'assessorato al sociale di Simone Venturini, perché è una questione che non può essere affrontata solamente togliendo una panchina in edicola o aggiungendo qualche pattuglia in più, insomma deve essere affrontata a 360 gradi. Sì, questo sicuramente è già stato pianificato un incontro. Allora cominciamo con i lavori, diciamo quelli più veloci, quelli più facili, per poi andare a cercare una pianificazione strutturale del problema. Io parlerei di persone disagiate, di persone che non creano danni nei confronti dei cittadini, ma sicuramente la percezione di sicurezza nel vedere queste persone disagiate, magari sporche, magari a volte alterate, può dare una sensazione di insicurezza da parte dei cittadini. Perché comunque ci sono stati dei problemi, diciamo, quando la percentuale di alcol diventa importante. Sì, perché litigano soprattutto tra di loro, però nel litigare tra di loro magari qualche bottiglia parte e involontariamente può succedere che un passante possa essere colpito. Fortunatamente di questi casi ce ne sono stati pochi, però noi dobbiamo comunque lavorare sulla sicurezza e sulla percezione, dobbiamo ascoltare i cittadini, dobbiamo dare delle risposte, farli sentire sereni, questo ci chiedono. Si è parlato molto anche sul versante sicurezza della situazione di via Piave, che è la strada che dalla stazione ferroviaria porta verso il centro di Mestre, e soprattutto qui la situazione è difficile per quello che riguarda lo spaccio di stupefacenti. Sì, purtroppo abbiamo questi 800 metri che sono a ridosso comunque della stazione, si è parlato anche del sottopasso che è praticamente a uso ciclopedonale del comune, però è di proprietà delle ferrovie dello Stato, dove c'è un'attività di spaccio. Devo dire che solo noi come polizia locale da gennaio a oggi, insomma una settimana fa, abbiamo comunque fatto 51 arresti. Abbiamo un numero tra virgolette limitato, però anche 20 persone che delinquono sulla zona hanno un peso importante. Stiamo facendo comunque con l'amministrazione, in sinergia con tutti gli assessorati, degli eventi
da giugno fino ad agosto e poi a settembre per riappropriarci dei territori. Abbiamo le corse podistiche, abbiamo il teatro, abbiamo la musica e stiamo vedendo dei risultati, però la legge non ci aiuta. Da questo punto di vista proprio l'assessore ai lavori pubblici Francesca Zaccariotto ha detto il comune può impegnarsi, dare il massimo, ma non ce la può fare da solo se non c'è anche lo Stato che collabora, diciamo che dà una mano. Sì, sicuramente abbiamo bisogno di normative un po' più pesanti, abbiamo bisogno che quando c'è un reato venga riconosciuto, abbiamo bisogno veramente che la legge ci aiuta a fare il nostro lavoro. I nostri ragazzi di polizia locale stanno veramente lavorando in maniera assidua, agosto, Ferragosto, non ci sono vacanze. Senta, in questo momento dove si trovano queste persone disagiate, perché sappiamo che dalla piazzetta sono andate via perché non hanno più modo di sedersi, quindi di stare lì, qui non ci possono stare perché ci sono i cantieri, avete un po' il sentore di dove si stiano spostando e dove si muovono? Allora, la polizia locale sta comunque monitorando la situazione, tra l'altro identificando anche i soggetti, anche per capire quali sono. Ma sono molti sono provenienti, queste persone dai paesi dell'est. Probabilmente sì, che vengono qua. Noi abbiamo un servizio di mensa a Mestre che è lodevole per quanto riguarda, diciamo, il sociale, ma questo attrae queste persone che hanno fame, quindi su questo lavoreremo, sta lavorando già l'assessore Venturini per capire insomma come risolvere, allora senza dover ogni volta spostiamo le panchine, facciamo manutenzione, ma dobbiamo andare al nocciolo del problema. Sì. La domanda proprio con cui voglio chiudere, Mestre è una città sicura? Sì, Mestre è una città sicura, è una città sicura con delle criticità. Su quello che dobbiamo lavorare è sicuramente una percezione della sicurezza. Il Comune di Venezia fa 412 km quadrati, noi stiamo parlando di 800 metri perché i disagiati, i barboni, non possiamo definirli nel senso come persone che reano, ecco. Quindi dobbiamo lavorare su quegli 800 metri che è via Piave. Qui c'era stata tra l'altro una grandissima operazione delle forze dell'ordine, grande nel senso proprio numericamente per tutte le forze che erano state impiegate. Allora, 2018 San Michele è stata definita l'azione, aveva riportato comunque una certa tranquillità, io nel senso ne passavo in bicicletta, dico sempre questa cosa qua, sì ci sarebbe bisogno, io spero adesso con un nuovo governo che comunque veramente cominci ad avere delle azioni, è dal 2018 che non abbiamo una vera forza, operazione di polizia sul territorio. Perfetto, noi ringraziamo allora l'assessore Elisabetta Pesce che adesso andrà anche a trovare, dobbiamo dire, l'unica attività che è rimasta ancora aperta, speriamo che le altre vengano occupate presto perché ci sono dei negozi che sono chiusi in questo momento. Domani noi naturalmente saremo qui per assistere alle operazioni di rimozione di questa edicola. Ringraziamo Elisabetta Pesce e vi restituiamo la linea. Grazie davvero, grazie a Filippo Fois, grazie anche all'assessore. Noi ci spostiamo a Padova perché bolletta dell'energia triplicata a luglio 2022 rispetto allo stesso mese dello scorso anno e la mala sorpresa che si è trovato davanti il titolare di una nota pasticceria di Padova. Per noi la vedo già sullo schermo la nostra Chiara Gaiani, buongiorno. Buongiorno, siamo a Padova all'interno della pasticceria di Luca Scandaletti, Le Sablon, che ringraziamo per averci ospitato, che ci fa vedere qual è stata l'amara sorpresa con cui si è trovato a fare per l'ennesima volta i conti anche ad agosto. Ha in mano 2 bollette, ce le fa vedere? Certo, abbiamo la bolletta che ci è arrivata qualche giorno fa, che è appunto questa, dove riporta un importo di 10.400 e non so cosa euro, che è l'amara sorpresa, che ripeto ci ha fatto veramente male, è una mazzata che non ci aspettavamo effettivamente così alta, anche perché siamo riusciti a ridurre il 50% a un importo più basso, se no la bolletta sarebbe stata data 13.800 euro, per cui è ancora più fastidiosa, e questo invece è lo stesso periodo dell'anno scorso. Cosa avevamo speso
che è naturalmente assurdo la differenza che c'è, perché l'anno scorso pagavamo ai kilowatt 0,06 e adesso stiamo pagando 0,49. Quello che fa pensare è che non la pago solo io l'energia elettrica a questo costo, ma la paghiamo tutti, la pagano le aziende, la pagano la ristorazione, ma la pagano anche le persone normali. Vuol dire tutti coloro che sono in abitazione adesso stanno pagando l'energia elettrica a un prezzo folle. E nessuno sta facendo niente, se non lamentarsi del fatto che c'è una guerra in corso, che c'è una problematica e naturalmente non si può fare niente per cambiare questo sistema. Ecco, lei prima ha parlato di due cifre davvero terribili, cioè 0,06, 0,49. 8 volte il prezzo dell'anno scorso. Quante volte guardiamo la bolletta? Mai. Però se la gente lo va a vedere e si rende conto che è 7,5-8 volte l'importo dell'anno scorso, effettivamente è follia. Più le tasse che naturalmente ci mettono dentro, perché c'è anche dell'espressione sulla linea, la paghiamo sempre noi. C'è tutta questa meraviglia che ci troviamo sul cesto che dobbiamo pagare. Quello che tengo a dire è che però se guardiamo bene, ci sono delle aziende invece che si stanno arricchendo fuori misura. Ci sono aziende importanti in Italia che fatturavano nel semestre dell'anno scorso 1 miliardo di euro e sullo stesso periodo stanno fatturando 7 miliardi di euro. Cioè, non riesco a capire, o non investono più o stanno guadagnando tanto. Vuol dire che qualcuno si sta rimettendo tanto. Chi si sta rimettendo? Io? Voi? Tutti? Questo non va bene. Questo è davvero amaro, insomma, la sua constatazione. Lei tra l'altro nel suo locale ha agito per contenere i costi e i consumi dell'energia elettrica. Diciamo che già da anni agiamo perché abbiamo fatto tutto l'impianto a LED, per cui i consumi sono sicuramente ridotti anche per un impatto naturale, naturalmente, che rispettiamo. Sta di fatto che spesso e volentieri non mi vergogno a dire che spegniamo il condizionatore. Ne abbiamo 8 condizionatori in azienda importanti e quando possiamo, la giornata ce lo permette, li spegniamo, perché sennò effettivamente sono consumi che non riusciamo più a trattenere. Ricordiamoci bene che però effettivamente questo non può durare sempre, perché più avanti andiamo, se chi può non fa qualcosa, e chi può intendo lo Stato, perché è lo Stato che può dire basta, l'inflazione è diventata troppo alta, ma non è tanto l'inflazione, ma c'è chi ci sta speculando dentro, che ci sta mangiando troppi soldi e tira un freno a mano, allora forse torniamo alla normalità, perché più lasciamo fare le cose e più noi stiamo zitti, che è una cosa che facciamo sempre. Nel momento in cui stiamo zitti vuol dire che le cose vanno bene, ma sono convinto che non vadano così bene per tutti, perché quando vi arriva una bolletta che è triplicata, quadruplicata, qualcosa vi viene in mente e non è sicuramente qualcosa di gentile, per cui se anche voi vi lamentaste un po' di più, passatemi il termine, magari qualcuno in alto che è convinto di sedersi su una sedia e di aspettare e ricevere dei soldini è costretto a fare qualcosa e invece non lo sta facendo. Scusi, per guadagnarci qualcosa quanto dovrebbe vendere una brioche, che è un po' il prodotto simbolo? Il rapporto oggi stiamo vendendo a 1,40 €, al banco dovremmo venderle minimo a 2 € per starci dentro quei costi, ma si può fare una cosa del genere? Possiamo imporre a un cliente che viene giornalmente o comunque anche qualche volta a settimana un prezzo così esoso? No, ce lo dobbiamo caricare noi come azienda, cioè vuol dire che noi stiamo caricando queste cose e sorrido quando la gente dice sì ma lavori un sacco, prendi un sacco di soldi. Guardiamo i conti, a fine mese non ci arrivi con questi costi perché i costi sono troppo alti, le materie prime sono più che raddoppiate. Il burro vi dico che non solo il 100% ma ancora di più, noi utilizziamo solo materie prime di qualità, siamo arrivati veramente a costi folli, ma non lo dico io, lo dicono tutti gli ristoratori che come me vorrebbero alzare la mano ma non lo fanno, perché sai qual è il problema? Poi alla fine nessuno ha il coraggio di tirare fuori la testa, ok? E dire la propria. Poi invece quando la tira fuori qualcuno come me, allora tutti quanti corrono dietro. Io spero che anche la categoria nostra che ci rappresenta abbia voglia di fare qualcosa in più, non lo sta facendo. Che cosa vede nel suo futuro? E chiudiamo la nostra conversazione. Allora io nel mio futuro come sempre vedo felicità e tranquillità e sono sempre positivo perché lo voglio essere dal primo giorno in cui ho aperto questa attività che mi piace tanto fare tutti i giorni, come dico, alzandomi sempre alle 4:30 del mattino e andando avanti fino a quando ne ho bisogno. Però sta di fatto che ci vuole che qualcuno faccia il proprio lavoro. Io faccio il mio, voi fate il vostro, chi deve comandare deve fare il proprio, deve aiutare e deve veramente fare qualcosa perché questo sistema non abbia la possibilità di dare soldi e ricchezza solo a chi è più potente. Aperto anche a Ferragosto? No, noi chiediamo il 15. Giustamente, essendo il 19 dobbiamo fare le ferie e le uniche ferie che riesco a fare in generale per tutti quanti, anche se non sarebbe permesso in questa situazione, ma non da adesso, perché abbiamo passato 2 anni di Covid, non dimentichiamoceli, c'è stato un salasso pazzesco, dovremmo tenere aperto, ma non riesco. Fisicamente anch'io ho bisogno di fare ferie, i ragazzi hanno bisogno di fare ferie, quindi dal 15 al 30 saremo chiusi e ci riposeremo un po' perché tanto voglio dire non cambia nulla, dovremmo comunque pagare.
Allora noi ringraziamo davvero Luca Scandaletti e se non ci sono domande da studio da Padova restituisco la linea. Grazie davvero a Chiara Gaiani, insomma una problematica che abbiamo davvero sentito e affrontato più volte. Lo faremo adesso, dovremo avere, eccoli qua, li vedo già, Luca Saccone, Europa Verde, Roberto Marcato della Lega. Intanto buongiorno a tutti, non so se è arrivato anche Bruno Cacciavillani di Azione, eccolo qua e lo vedo già arrivare, buongiorno. Commenterei intanto subito quello che ha detto oggi questo barista, cioè una bolletta da 10.000 euro, dice una situazione insostenibile, dice si continuano ad avere bollette che poi veramente portano alla chiusura di esercenti, di baristi, l'abbiamo visto, di imprese lo stesso, una situazione davvero che è complicata. Roberto Marcato. Sì, intanto buongiorno a tutti e grazie davvero per l'invito. Sì, è una situazione assolutamente complicata e lo è a maggior ragione perché, come diceva Luca del Sablon, tra l'altro persona che conosco, ed è un'attività questa storica di Padova, un'attività straordinaria di Padova, questo arriva dopo 2 anni di crisi, perché arrivasse dopo 2 anni di attività florida, uno dice, beh, insomma, speriamo che sia di passaggio, ma questo aggiunge criticità a un quadro già fortemente provato. Io credo che questo è il tema oggi che deve essere della campagna elettorale, e cioè non tanto come messaggio propagandistico, ma il fatto che i partiti tutti devono rendersi conto che ci sono attività allo stremo e famiglie che non arrivano alla seconda settimana del mese, e noi di questo dovremmo parlare. Invece mi sembra che si parli di tutto tranne che di questo, cioè vedere lenzuolate sui giornali, nelle TV, nei dibattiti, nei talk show dove si parla se Calenda va con questo o va con st'altro, se il PD fa questo o fa st'altro, se la destra è brutta e cattiva, se arrivano i fascisti, beh, insomma, io credo che questo non interessi a nessuno, tantomeno ai titolari di aziende come le Sablon che vedono il futuro compromesso, ed è un messaggio questo che andrebbe recepito ancora con più forza, proprio perché il titolare di questa attività dice: nel mio futuro vedo felicità, perché poi gli imprenditori veneti hanno questa forza, nonostante tutto, di alzarsi al mattino, e in questo caso alle 4 di mattina, con il sorriso sulla bocca, ed è davvero, cioè, noi dovremmo farlo solo per loro, solo per questa forza che hanno i nostri artigiani, i nostri commercianti, i nostri imprenditori, di reagire a questo periodo drammatico. Basta parlare di stupidaggini, dobbiamo parlare dei problemi reali che toccano ognuno di noi, in particolar modo famiglie e imprese. Di questo dovremmo parlare. Io spero che si arrivi finalmente a parlare di questo, perché fino ad oggi abbiamo parlato di tutto tranne che delle cose che interessano i nostri cittadini, ed è veramente dai responsabili. Ecco, Cacciavillani, è questo che chiede la gente, chiede di arrivare ai problemi concreti, dice: noi, insomma, lo abbiamo sentito anche più volte, noi abbiamo bisogno di avere delle soluzioni, non ci interessa se a destra o a sinistra, ma noi abbiamo bisogno di soluzioni. Guardi, mi offre un assist molto, molto positivo riguardo, per parlare di Azione, del programma di Calenda, perché noi da sempre abbiamo detto che offriamo sempre delle proposte concrete a tutti i problemi che vengono posti dalla società, eccetera, eccetera. Se voi vedete nel sito di Azione potete sempre notare come a ogni soluzione abbiamo dato sempre proposte concrete, fattibili, correlate da numeri, da fatti concreti, da proposte concrete. Anche su questo tema dell'energia ci tengo a ricordare che quando ancora doveva scoppiare il conflitto in Ucraina e quando ancora non si parlava totalmente del problema energetico in Italia, noi già avevamo fatto un programma che potete trovare sul sito di Azione di medio e lungo termine nella gestione dello Stato per quanto riguardava ad esempio il tema degli extra profitti che stanno avendo le compagnie energetiche nella vendita di energia, che è un tema che dopo è stato ripreso anche da altre forze politiche, quindi condivido perfettamente. Su temi come questi bisogna solo andare dai cittadini e spero che la campagna elettorale sarà così. Sono convinto che il programma di Azione
sarà come sempre un programma dove posso andare in piazza e dire ai cittadini: per questo problema vi do questa soluzione. Ed è questo che chiedono le persone, è questo che chiedono gli imprenditori. Penso che tutti sappiamo che gli imprenditori veneti sono degli imprenditori che sanno lavorare, che sanno svegliarsi al mattino e lavorare, però di fronte a problemi di questo tipo, oltre alla loro energia, serve anche uno Stato capace di rispondere a quei bisogni. Per adesso non ne siamo stati troppo capaci. L'agenda Draghi di questi ultimi mesi stava andando in questa direzione, cioè era un programma di governo che stava cercando di arrivare sempre a dare una risposta immediata ad alcuni problemi, certamente in una situazione nazionale complessissima. Noi, ecco, mi scusi. Mi faccia solo fare una domanda, perché stavo leggendo in questo momento, perché è arrivata adesso, so che non va bene parlare solo di alleanze, però insomma accordo Renzi-Calenda definito. Definito. Abbiamo avuto 2 giorni di interlocuzioni insieme a Italia Viva e Matteo Renzi, adesso è notizia che l'accordo sia definito, e in questo scenario politico noi ci vogliamo inserire proprio in questo contesto che stiamo dicendo, cioè nel senso, noi rappresenteremo quell'area pragmatica, coerente, chiamiamolo terzo polo, chiamiamolo centro, chiamiamolo come vogliamo. Io so per certo che tra una settimana, se faccio un collegamento qua, le saprò dire che ho un programma di 250 pagine che risponde ai problemi e ai bisogni dei cittadini, e sarò felice di discutere con le altre forze politiche di questo programma. Quindi tra una settimana o poco più verrà fuori il programma, e sono convinto che con le competenze unite che ci sono in diversi, perché parliamo sempre poi di Renzi e Calenda, in verità sia in Azione che in Italia Viva ci sono tante competenze che spero che messe insieme possano fornire ai cittadini una scelta, soprattutto appunto basata su un programma e su dei contenuti concreti. Luca Saccone. Sì. Parliamo di problemi a cui i cittadini vogliono una risposta, ma anche di un'alleanza che ormai è definita come quella di Renzi e di Calenda. Guardi, se volessimo anche tornare a parlare della questione energetica, prima il dottor Cacciavillani citava appunto la questione degli extra profitti. Europa Verde a livello nazionale ha spinto e si è impegnata moltissimo perché ci fosse appunto una ridistribuzione degli extra profitti generati dalle aziende energetiche per sgravare appunto gli aumenti che hanno subito, insomma, le aziende e i cittadini. Quindi Europa Verde si è assolutamente impegnata anche da questo punto di vista, e mi rammarica un pochino anche il fatto che non si sia riusciti con le altre forze politiche che erano insomma di centro-sinistra a creare questo fronte per comunque essere uniti, essere più forti nei confronti del centrodestra. E del resto comunque mi rendo conto, e purtroppo il panorama politico degli scorsi anni è stato chiaro, c'è purtroppo un protagonismo dilagante all'interno della vecchia classe politica. Tutti vogliono fare il loro piccolo partitino, tutti vogliono primeggiare. Purtroppo questa cosa qui ha scoraggiato moltissimi italiani, e infatti c'è più del 40% di astensionismo, addirittura si parla di quasi il 50% di astensionismo. Noi insieme a Sinistra Italiana abbiamo condiviso un programma importante, abbiamo condiviso tutte le nostre priorità e siamo felici, siamo contenti di essere entrati a far parte comunque di una coalizione più grande, una coalizione che a nostro avviso ha ottime possibilità. Roberto Marcato, invece volevo chiederle, perché l'ho letto oggi, le nostre candidature calate dall'alto. Parlo della Lega, ovviamente. Sì, l'impressione che si ha è che in realtà i giochi siano un po' fatti, e come dire, siccome non sono entrato ieri in politica, ne comprendo anche la logica, perché di fatto poi un po' dappertutto succede questo. È che noi siamo in un momento particolare e dal mio punto di vista sarebbe opportuno presentare delle candidature che abbiano la capacità di intercettare
consenso nel territorio, perché altrimenti si rischia di non avere il risultato che in realtà meritiamo. Io ovviamente ho voluto fare una provocazione perché spero che ci sia questa sensibilità da parte dei decisori nel presentare squadre che siano credibili, che siano davvero rappresentative del tessuto produttivo, sociale, che parlo ovviamente del Veneto, delle altre regioni non mi occupo, ma che sia davvero rappresentativo. Questa è la sfida oggi. Spero che venga colta questa per avere poi la possibilità di fare una campagna elettorale davvero forte e robusta come siamo abituati a fare e come dovremmo fare, perché non abbiamo alternative da questo punto di vista. Mai come in questo momento, Marcato, c'è bisogno proprio di una classe politica che sappia valutare e valorizzare il territorio. Sì, ma vede, adesso ho sentito anche gli interventi dei colleghi. Allora, qua sembra che tutti negli anni abbiano detto le cose giuste. Sta di fatto però che la realtà dei fatti è quella in cui viviamo. Perché se non è stato fatto un piano industriale, se non è stato fatto un piano energetico, evidentemente qualcuno non l'ha fatto. Questo è sotto gli occhi di tutti, quindi ognuno dice ma noi abbiamo proposto, abbiamo fatto, sì, va bene, ho capito, ma poi il Veneto come il Lombardo, come il Marchigiano ti dicono sì, d'accordo, tutto bello, tutto vero, ma la mia bolletta energetica è triplicata, tutto bello, tutto vero, ma il cuneo fiscale non è stato ridotto in maniera significativa, tutto bello, tutto straordinario, ma mio figlio è in cassa integrazione. Beh, poi questo è. Allora, sai, io faccio una considerazione molto banale. Prendiamo il 2011, che è stato l'anno della frattura in cui il governo Berlusconi è stato dimissionato per le note vicende, e sono iniziati una serie di governi più o meno tecnici che ci hanno portato fino ad oggi. Ecco, dal 2011 ad oggi il centro-sinistra ha di fatto governato ininterrottamente, a parte la parentesi fatta con il governo giallo-verde dei 5 Stelle con la Lega, ha governato ininterrottamente fino ad oggi, sta governando ancora. Siccome i temi del cambiamento climatico, i temi energetici, a detta loro sono temi per loro vitali, uno si chiede ma perché non avete fatto un piano energetico importante? Perché non vi siete non avete reso indipendente il nostro paese dalla Russia? Perché non avete fatto i termovalorizzatori? Perché non avete fatto i rigassificatori? Perché non sono fatte tratte subito le tratte per il gas? Perché? Ma noi volevamo, ho capito, ma sono 11 anni che sei lì e non l'avete fatto per quale motivo? È questo che scoraggia, a mio avviso, anche l'elettorato. Pensa, usare l'ambiente come slogan è la cosa più facile al mondo. Dopodiché noi che governiamo il Veneto, ad esempio, da molti anni, e siamo brutti, cattivi, fascisti e inguardabili, abbiamo il tasso di raccolta differenziata più alto d'Italia. Però noi di ambiente non capiamo nulla. Noi abbiamo un piano energetico, ma noi di energia non capiamo nulla. Allora, anche qua, se noi la smettessimo di contrapporci ideologicamente sugli slogan, ma mettessimo i ferri in acqua, questo sarebbe un bene per tutti. E invece lo vedo già, ma in campagna elettorale sarà così. Questi 3 anni non ci hanno insegnato nulla, continuiamo con la contrapposizione ideologica. Dire in campagna elettorale noi siamo coalizzati perché c'è un rischio fascismo in Italia, è chiaro che il cittadino non va a votare, ma ti va a votare quello che ha iscritto al tuo partito e ha fatto della questione ideologica un motivo di vita. Certo. Ma la persona comune, l'imprenditore, l'artigiano non ti vota, perché lui vuole sapere come fai a ridurre la bolletta energetica, come fai a fare i rigassificatori, come fai a fare il termovalorizzatore a Roma. Questo vuole sapere. Non che i rifiuti di Roma o della Campania vengono mandati in Turchia e poi riportati qua con un doppio costo, perché neanche la Turchia li vuole. Questo vuole sapere. Come si fa a pagare meno tasse? Intanto iniziamo a farle pagare a chi non le paga. Questo vuole sapere. Le contrapposizioni ideologiche destra-sinistra sì, sono interessanti per gli studiosi, per
per chi vive di questo, ma non sono interessanti per i nostri cittadini. È un invito che faccio a tutti i colleghi, anche quelli degli altri partiti. Parliamo di soluzioni possibili a breve, medio e lungo termine. Questo deve essere la campagna elettorale. Certo. Se non lo capiamo e la facciamo come 3 anni fa, vuol dire che il Covid non ha insegnato nulla, ed è un dramma questo, ovviamente. Allora io farei rispondere subito a Cacciavillani rispetto a quello che ha detto adesso Roberto Marcato e anche a Saccone, e poi vorrei anche un altro argomento che vorrei trattare con voi. Cacciavillani. Sì, guardi, sono ansioso di rispondere perché Marcato ha detto tantissime cose che sentiremo parlare nei prossimi 2 giorni di perché nasce il terzo polo Azione Italia Viva, perché tutto il discorso sull'Italia che è schiacciata nel bipolarismo ideologico è alla base della nascita di questo terzo polo ed è alla base della nascita del progetto di azione, perché abbiamo un PD che tende a schiacciarsi non riuscendo ad esprimere perfettamente le sue idee, ed è un peccato, lo dico seriamente, per cercare di creare sempre un'alleanza che guarda da altre parti, guarda il 5 Stelle, guarda più verso sinistra, guarda da altre parti, e si schiaccia. E abbiamo dall'altro posto i popolari, una forza moderata, ma anche una Lega moderata che si schiaccia in un sovranismo che non le appartiene. Quindi è proprio questa campagna elettorale dove se vinci tu vince la sinistra, se vincono la sinistra vincono la destra, questa contrapposizione dove si vota solo il contro è alla base della nascita di Azione ed è alla base della nascita del terzo polo. Aggiungiamo il programma, ha citato Marcato 2 o 3 questioni che sono alla base della rottura dell'accordo federativo, dell'accordo elettorale tra Letta e Calenda. Nel senso, noi abbiamo dei temi dell'agenda Draghi che vogliamo portare avanti ma come cavalli di battaglia, tra questi ad esempio il tema del rigassificatore. È chiaro che ne abbiamo bisogno in questo momento, ma nei giorni scorsi tutti i partiti, e parlo di Lega, parlo di PD, parlo di Sinistra Italiana, parlo di Europa Verde, a Piombino, dove si deve fare il gassificatore, hanno protestato contro il gassificatore. Quindi qua serve chiarezza su questo tema, perché adesso il PD ha fatto un'alleanza di centro-sinistra di coalizione elettorale dove non è chiaro se il rigassificatore, il termovalorizzatore di Roma saranno dei temi di programma elettorale. Per noi invece è chiaro, sono temi indispensabili per i cittadini, non solo di Piombino e non solo di Roma, ma come ha detto Marcato di tutta Italia, perché dopo è l'idea di progettare, di portare avanti progetti di questo tipo che deve essere alla base di un'agenda di governo. Quindi noi siamo su quello schieramento lì. E poi Marcato ha parlato di aiuto agli imprenditori con qualcosa di concreto. Ricordiamoci che moltissime aziende venete, lombarde, del nord Italia ma anche del sud dicono a gran voce che l'ultima cosa giusta fatta è Impresa 4.0 a nome di Carlo Calenda, Ministro dello Sviluppo Economico. Su questo abbiamo una garanzia assoluta da parte di imprenditori di tutti i territori italiani. E noi vogliamo portare avanti. Perché si è fermata Industria 4.0? Si è fermata per colpa di un governo 5 Stelle che è arrivato e ha cancellato tutto indipendentemente dal valutare se erano cose positive o negative nell'impatto che avevano nella società e nel paese. Certo. Quindi sicuramente come terzo polo riprendiamo Industria 4.0, abbiamo Marattini in Italia Viva che di economia ne parla in modo concreto. Vi faccio solo un esempio: in questi giorni si parla di flat tax in modo importante, ma se si va a vedere la legge della flat tax a nome prima firma Armando Siri e Salvini, si vede che non è una flat tax, è una tassa, è un progetto di legge a 18 aliquote diverse. Quindi perché andare avanti in giro a parlare di flat tax quando non si tratta di flat tax? Perché andare in giro a parlare di ambiente quando nel tuo programma non hai chiaro se vuoi fare il gassificatore a Piombino o il termovalorizzatore a Roma? Certo. Perché parlare di impresa quando non mi vieni a dire faccio Industria 4.0, 5.0, chiamiamola come vogliamo, cioè faccio un programma serio per l'industria. Aggiungo e finisco che al Parlamento europeo, che spesso Calenda viene criticato, è andato al Parlamento europeo, non ha fatto niente, eccetera, eccetera, su e giù, in verità ha portato a termine un nuovo rapporto per la politica industriale che è stato accolto da tutte le forze dell'emiciclo del Parlamento europeo in modo favorevole ed è un nuovo pezzo in aiuto alla politica industriale a livello europeo che vada in una certa direzione simile a quella 4.0 in Italia. Quindi ragione totale a Marcato sul fatto di facciamo le cose, mettiamole nel programma e non discutiamo e diamole per scontate che dovranno essere fatte. Questo sarà il programma del terzo polo targato Azione. Luca Saccone.
Guardi, noi come Europa Verde, ma in generale come Alleanza Verdi-Sinistra, siamo assolutamente disposti e felici di parlare di contenuti e di soluzioni. Quindi, come l'abbiamo dimostrato del resto in Consiglio regionale con la nostra consigliera Cristina Guarda, tutto ciò che noi condividevamo e ritenevamo una giusta proposta l'abbiamo sempre votato, nonostante fossimo all'opposizione. Quindi, per quanto riguarda il tema invece dei rigassificatori, premesso che come forza politica noi siamo per emanciparci dalle fonti fossili, siamo coscienti che sarà una cosa progressiva, che non si può fare dall'oggi al domani, però noi siamo disposti a valutare delle soluzioni che non mettano a repentaglio l'incolumità e la salute delle persone. Quando c'è di mezzo la salute delle persone, mi dispiace, noi non possiamo essere a favore. Quindi lo stesso vale per tantissime altre cose, tantissimi altri settori come l'agricoltura. Qua nella provincia di Treviso abbiamo le falde più inquinate di tutto il Veneto. Cioè, se dobbiamo parlare di questo, parliamo di ambiente, allora parliamo di consumo di suolo, che il Veneto è la prima regione per consumo di suolo in Italia. Cioè, di cosa stiamo parlando? Noi siamo disposti, felici, come dicevo, a parlare di contenuti, ma parliamo effettivamente di cose reali, di fatti reali. Quindi certo. Se posso una veloce, ad esempio, dopo ci sono appunto i fatti concreti. Ad esempio l'amministrazione Giordani a Padova ha fatto un nuovo piano come si dice, contro il consumo di suolo, e approvato da tutte le persone, da tutti i membri del Consiglio Comunale, e Azione adesso ha aderito fermamente in quest'ultima campagna elettorale al programma di Sergio Giordani, e io sono stato eletto in Consiglio Comunale su questa linea. Quindi sì, è d'accordissimo, siamo d'accordo, qualsiasi idea positiva che nasce da destra e da sinistra deve essere accolta, però spesso comunque ci si incastra in delle cose importanti. Ripeto, il tema del rigassificatore a Piombino è emblematico, perché tutto ci porta a dire che abbiamo la necessità di avere un rigassificatore. Tutto, geopolitica, impresa, costi, e dopo hai partiti che vanno a protestare a Piombino contro questa misura, e quindi non capisci bene dove sta l'applicazione pratica o ideologica rispetto al programma che si vuole portare avanti. Non è ideologia, noi... Scusate, Roberto Marcato prima ha sentito... Vabbè, noi il rigassificatore l'abbiamo fatto, quindi come dire, anche qui, visto che non capiamo nulla di energia, noi il rigassificatore ce l'abbiamo. Cioè, continuo a dire, ci sono due piani politici. C'è il piano della comunicazione, su cui ognuno di noi fa la propria parte, perché comunque deve attrarre il consenso, e questo lo fanno tutti i partiti, dal più piccolo al più grande, dall'estrema sinistra all'estrema destra, lo facciamo tutti. Poi quello che distingue diciamo un partito da un altro è la capacità, oltre allo slogan, di fare cose. Allora, ripeto, il Veneto ha il rigassificatore, la raccolta differenziata più alta d'Italia, il piano energetico, poi altre cose. Sicuramente il consumo di suolo è un tema, ma certo, ma ne siamo consapevoli. Siamo anche consapevoli del fatto che negli anni, se oggi noi abbiamo il Veneto, che è la vera locomotiva d'Italia con la crescita dei PIL più alta d'Italia, è perché c'è stato anche un certo tipo di sviluppo dove c'era casa e bottega, che era insita nel nostro DNA. Oggi ci rendiamo conto che sono delle strutture, va bene, interveniamo, però voglio dire, c'è una differenza sostanziale fra slogan e quello che poi si fa. Noi alcune cose le abbiamo fatte, però siamo quelli contro l'ambiente, siamo quelli che non capiscono nulla dei cambiamenti climatici. Sì, ma il rigassificatore l'abbiamo fatto noi. In altre regioni, dove invece governavano i cosiddetti detentori della verità assoluta ambientalista, i rigassificatori non ci sono. La raccolta differenziata in Campania è ai minimi, in Sicilia è ai minimi, in Calabria è ai minimi. Cioè, ragazzi, vuol dire, quindi anche qua vogliamo per una volta magari avere il coraggio, l'onestà intellettuale di dire sì, è vero, noi abbiamo avuto tanti slogan, però la raccolta differenziata non la facciamo. Sarebbe bello, ma non la facciamo perché rompiamo le balle a qualcuno. Questo mi sembra il coraggio di dire, allora forse l'elettore ti apprezzerebbe di più. Io non ho nessuna difficoltà a dire quando si sbaglia, anche nel mio partito o nella mia coalizione, e sono considerato per questo
un grande rompiscatole, però bisogna avere il coraggio di dirlo, perché se tu continui a dire che invece è l'elettore che non capisci, altro che 50% di persone che vanno a votare, arriveremo al 20% se continuiamo così. Io vorrei fare anche una domanda, so che questo è uno degli argomenti importanti che ovviamente di cui si dovrebbe parlare tanto, però io volevo chiedere a Marcato e poi a tutti quanti un po' di una provocazione, però poi un po' è stata discussa da tutti, la provocazione di Matteo Salvini quando dice, insomma, sulla questione baby gang, uno degli argomenti, fra l'altro fenomeni che si sta discutendo perché non è un problema insomma, poco importante, tanti minori che sono stati denunciati nell'ultimo periodo, dice Salvini, niente patenti a chi insomma, si è reso responsabile di qualche reato, nessuna patente a 18 anni. Una provocazione, Roberto Marcato, che però sta facendo discutere. Ma allora, è del tutto evidente che un segnale bisogna darlo. Perché da una parte è vero che stiamo parlando di ragazzini e quindi insomma non è che possiamo mandarli al patibolo, no? O dare l'ergastolo, però è altrettanto vero che questi vanno toccati responsabilmente nei loro diritti, perché altrimenti questi si sentono in libertà di fare qualsiasi cosa. Allora, siccome sappiamo tutti noi che non vedi l'ora di avere i 16 anni per avere la moto, di avere i 18 anni per avere la macchina, insomma, farti capire che queste sono conquiste che si possono avere se c'è un comportamento adeguato, io credo che sia corretto. Dopodiché io ho visto qualche scena, qualche video di queste baby gang, quando vedo quelle azioni così violente, per quanto mi riguarda, tu perdi lo status di bambino, perché un ragazzo di 16 anni che usa una violenza inaudita contro un altro essere umano, a me dispiace, ma lo status di ragazzino tu lo perdi e devi essere trattato come un adulto, perché altrimenti, sempre con il buonismo, ma hanno famiglie difficili, hanno questo, hanno stato, la società è cattiva. Ragazzi, questi qua avranno anche un padre e una madre o sono tutti figli di ignoti nati nelle periferie a suon di sberle e di fame? Io non credo. Questi hanno delle famiglie e non puoi venirmi a dire che tu non sai che tuo figlio è un lazzarone, non puoi venirmelo a dire. E allora il ragazzo deve pagare per la sua parte e visto che i genitori quando sono minorenni sono responsabili, paghino anche i genitori, così magari i genitori tornano a fare i genitori. Perché sta mania di delegare sempre allo Stato, è la scuola, è questo, è la società. No, ognuno deve fare la propria parte. Tutti questi ragazzini non sono tutti figli di ignoti nati nella miseria. Non è così. Non è così. Certo. Allora, dei segnali vanno dati. Cacciavillani, d'accordo? Ho un approccio diverso su questo discorso, nel senso sicuramente c'è un problema sociale in alcune zone d'Italia più di altre, in alcune singole zone di alcune città più di altre, ma un approccio che stiamo cercando di portare avanti e l'ha fatto in primis Calenda nel programma di Roma, perché comunque Roma sappiamo essere una città molto complessa e non penso ci sia nessuna città in Veneto paragonabile alla complessità di Roma, ma forse non c'è nessuna città nel mondo paragonabile alla complessità di Roma. Nel programma c'erano alcune misure che andavano nella direzione di migliorare la sicurezza e il tema baby gang, il tema giovanile a Roma. Tra queste sicuramente c'è intanto il rendere gli spazi vivi. Ci sono state diverse esempi anche a Padova, abbiamo avuto diversi esempi, ma ci sono stati anche a Roma in questi anni. Quando porti socialità all'interno di un quartiere, quando porti attività, quando porti la scuola, il tempo lungo a scuola, ricevi dei benefici. Ci sono, non lo dico io, lo dicono tanti studi, lo dicono i sociologi, lo dicono gli antropologi. Quando porti socialità, attività, impegno, cultura, questa situazione va migliorando. Quindi questo sicuramente è un primo passo prima di cominciare le spedizioni punitive, che possono essere un problema, possono essere un tampone nel breve termine. Noi dobbiamo sempre ragionare nel lungo termine. Se questi fenomeni aumentano vuol dire che c'è stato un problema tanti anni fa che ha portato a questo risultato adesso, e quindi dobbiamo ragionare in un'ottica futura. Torniamo al discorso scuola per concludere.
per il semplice fatto che in Italia abbiamo in azione, metteremo un grosso focus sulla scuola. A volte sembra che siamo il partito di destra, la sinistra ci dice che siamo di destra, eccetera, eccetera. In verità i pilastri del programma sono da sempre, da quando è nata, scuola e sanità, e vuol dire un forte investimento su questi due aspetti. In Italia abbiamo un tasso di abbandono scolastico altissimo, ci sono alcune regioni d'Italia che sfiorano il 15, il 20% di tasso di abbandono scolastico. Questo è esattamente combaciabile al problema della sicurezza delle baby gang e di questi giovani che sembra, appunto, come ha anche detto Marcato, sembra che abbiano dentro di loro una violenza e anche a volte magari un distacco dalla società. Quindi socialità, portare investimenti in questo senso, migliorare il sistema educativo scolastico, evitare la dispersione e l'abbandono scolastico. Questi saranno dei pilastri che sono sicuro che nel lungo termine avranno delle ricadute sociali importanti in tutte le città d'Italia. Luca Saccone. Ecco, io ho un approccio molto simile a Cacciavillani. Sono convinto che ci sia un disagio sociale che porta, insomma, questi ragazzi a comportarsi in un certo modo, e sicuramente in parte anche, come affermava Marcato, un problema educativo all'interno delle famiglie. Però questo disagio sociale è confermato dal fatto che il 14% dei minori rientra all'interno di famiglie povere. Noi in Italia, sappiamo, abbiamo più di 5 milioni di poveri, che rappresentano quasi il 10% della popolazione, e noi ci chiediamo perché un giovane deve abbandonare la scuola, perché nella scuola non vede il suo futuro. Quindi chiaramente diventa più facile fare microcriminalità, e soprattutto in determinati contesti come le grandi città. Si citava prima Roma, ma anche Milano, eccetera, eccetera. Chiaramente queste persone si riversano in situazioni, insomma, di violenza e di microcriminalità. Scusa, quindi sicuramente... Sì. Dica pure, finisca pure. No, creare delle soluzioni di socialità, come citava prima Cacciavillani, che li tengano occupati, e investire appunto nelle politiche giovanili, in modo che, insomma, ci siano alternative a questo tipo di attività violente. Marcato, secondo lei questa può essere una soluzione? Si parla sicuramente di incentivare questi, insomma, di aumentare i controlli anche nelle scuole, di aiutarli con i servizi sociali, eppure però è un fenomeno, e non solo, volevo dire anche a Cacciavillani, nelle grandi città, perché l'abbiamo visto e riscontrato un aumento anche nelle città più piccole come Treviso, dove abbiamo visto che ci sono stati diversi fenomeni e diversi minori che sono stati denunciati per reati che non sono atti vandalici, cioè reati anche gravi. No, allora, che serva un approccio organico, questo lo condivido anch'io, e condivido l'analisi fatta sia da Cacciavillani che dall'esponente di sinistra. Sono d'accordo. Però c'è il tema della responsabilità, da cui io non mi schiodo, perché è vero che c'è un abbandono scolastico, è vero che c'è, come si ricordava prima, un tasso di povertà straordinario, ma se noi andiamo ad analizzare i ragazzi che fanno queste porcate inaudite, non sono tutti quanti figli di poveri in situazioni di degrado, non è così, non è così. Qui c'è il tema, secondo me, che i genitori non fanno i genitori. Cioè, se mio figlio mi torna a casa perché a 16 anni ha massacrato di botte un senza tetto, ma lo massacro di botte io? Ma non è possibile. Tu non esci più di casa, ti tolgo il cellulare, ti tolgo il motorino, vai a lavorare d'estate, non fai più le vacanze. Massacrarlo di botte in questo senso, ovviamente io sono un non violento per natura, ma ti tolgo via tutti i privilegi che hai, finché non capisci che massacrare di botte un senza tetto o un tuo coetaneo e lasciarlo stremato a terra non si deve fare, non si può fare.
perché noi possiamo fare tutte le cose che vogliamo e sono giuste, l'approccio sociale, i servizi sociali, la scuola, va bene tutto, ma se poi a casa, che è il luogo dove tu in realtà cresci, dove ti vengono dati i valori, c'è il nulla, oppure addirittura il tentativo schifoso di giustificare certi atteggiamenti perché mio figlio qua... no, questo non va bene, questo non va bene, perché altrimenti questo è un paese dove non c'è mai nessuno che abbia una responsabilità. Sei minorenne e la responsabilità è tua, visto che hai usato violenza, e anche dei tuoi genitori. Se iniziassimo a far pagare anche i genitori, magari uno si sveglia un attimino anche, no? Come i ragazzi che improvvisamente scoprono che sono tossicodipendenti. Ma stiamo scherzando? Cioè, certo. Tu non ti sei mai accorto che da 5 anni tuo figlio si droga come un opossum? Non ti sei mai accorto? Cioè, questo sta a letto fino a mezzogiorno, non lavora, non studia, è svogliato, è sempre mezzo rintronato, e tu non ti sei mai accorto che fa uso di stupefacenti. Ma pensa a te, ci dovrebbe pensare la scuola, il comune, la società, la politica. Intanto comincia a domandare a tuo figlio perché non si alza alle 7 di mattina come tutti, perché lo lascia a letto fino alle 11 di mattina, perché non va a lavorare, perché non va a studiare, perché non legge un libro, perché? Chiediti il perché. No, scopre improvvisamente mio figlio si droga. Ma pensa a te, non l'avrei mai detto. Cacciavillani, più veloci perché devo chiudere. Ma faccio veloce perché ovviamente su due ci sono approcci contrastanti ovviamente. È ovvio che l'approccio di mercato a questo problema può avere come si dice, tante persone che lo condividono, nel senso l'approccio anche punitivo nei confronti dell'adolescente da parte dei genitori stessi, immaginandoci sempre uno scenario dove i genitori hanno un certo tipo di cultura di atteggiamento capaci quindi di avere quell'approccio col figlio. Io penso che su questo tema, come su tutti i temi complessi, ci siano 1000 sfaccettature, quindi la cosa che volevo dire prima ovviamente è dobbiamo ragionare su questo problema anche con dei discorsi a lungo termine. Ovvio che serve anche il provvedimento immediato, quindi serve magari la sicurezza in più immediata, serve magari il provvedimento punitivo nei confronti dei genitori. Dico punitivo, ma ovviamente non intendo punitivo corporale nei confronti dei genitori, quindi in alcune situazioni bisogna arrivare a una gestione immediata migliore del processo, però penso che anche nel breve termine, cioè anche nell'immediato, si possono portare avanti delle misure nelle piccole e nelle grandi città. Prima ho fatto l'esempio di Roma solo per citare il programma di Calenda. Ovvio che questi problemi ci sono a Massanzaro e Campodarsego come a Padova, non è che ci sono solo nelle grandi città, però certamente penso che la connessione tra opere messe in campo dal sindaco di socialità all'interno della città, dall'associazionismo e dalle 1000 possibilità che i piccoli comuni e i grandi comuni italiani offrono, unita a uno sviluppo programmatico su alcuni temi importanti da parte dello Stato, del Paese, quale la scuola, l'abbandono scolastico. Marcato ha citato leggere un libro. Abbiamo il 60% dei ragazzi che non legge un libro ogni anno, cioè non legge un libro in un anno. 60% dei ragazzi italiani non apre un libro in un anno e vanno a scuola. Quindi c'è un insieme di cose che sono correlate tra di loro, che è ovvio che non c'è solo l'aspetto punitivo da dire al ragazzo che fa qualcosa, torna a casa, il genitore lo corca di botte o gli priva il cellulare o gli priva le cose, quella è la soluzione. Può essere la soluzione per alcuni, ma di certo non è che puoi andare in giro e dire che questa è la soluzione. Quindi è il classico problema complesso dove la visione di mercato si può unire parzialmente alla visione di lungo respiro che sto dicendo io, o alla visione di altrettanto lungo respiro e sicuramente più orientata verso l'educazione e non la punizione, che prevedo che dirà il collega di Europa Verde, e qui taccio e lascio la parola a lui per vedere se c'ho ragione. Saccone, a lei quindi. Sì, io credo che ci sia una parola che sintetizza un po' tutto questo processo, che è la prevenzione. Noi purtroppo in Italia in generale siamo abituati ad affrontare i problemi solo quando c'è l'emergenza. Lavoriamo di prevenzione anche sul sociale, su tutti i temi sociali in generale. Questo è un tema sociale caldo che appunto si sta propagando sempre di più, quindi lavoriamo di prevenzione e cerchiamo di evitare questi problemi alla radice. Siamo arrivati al termine. Io ringrazio davvero intanto Roberto Marcato della Lega per essere stato con noi. Grazie davvero, grazie Assessore. Grazie a voi.
E chiedo scusa a Saccone che non avevo ricordato il cognome, chiedo scusa. Non c'è problema, non c'è problema. Grazie anche a Bruno Cacciavillani di Azione. Grazie. Mi permetta di dire che sono felice che ci sarà Calenda anche in Veneto per le elezioni, perché sono convinto che porterà il tema dell'impresa, che è un tema caro ai veneti, in primo piano nel dibattito elettorale veneto, e sono contento che lo possa affrontare Carlo Calenda, e sono sicuro che Marcato e tutti gli altri esponenti dell'opposizione avranno del filo da torcere, ma Calenda saprà difendersi nei contenuti come sempre. Luca Saccone. Io ringrazio tutti, anche gli altri due ospiti colleghi, e spero che comunque vadano le elezioni politiche, che si lavori effettivamente sui contenuti concretamente, che si trovino le soluzioni che tutti i cittadini e tutti noi in generale stiamo cercando. Grazie. Grazie davvero a tutti e te, grazie per essere stati con noi e per aver accettato il nostro invito. A me non rimane che ringraziare anche i registi Andrea Basso e Tony Esposito, e vi lascio alle previsioni del tempo, e grazie davvero, arrivederci. Donadel Sunplast fornisce ed installa tende e coperture tecniche, avvolgibili, serramenti in PVC e in alluminio, porte da interni. Benvenuti al meteo. Tempo sostanzialmente buono sul nostro territorio. Correnti depressionarie provenienti da est portano un ulteriore lieve calo delle temperature. Caldo dunque nella norma. Vediamo insieme il dettaglio. Sul Veneto giovedì 11 agosto sarà soleggiato, cielo poco nuvoloso fino al mattino, con ingresso di maggiore copertura nuvolosa dalle ore centrali a partire dalle zone montane. Precipitazioni generalmente assenti, salvo per qualche possibile piovasco o rovescio sui rilievi dalla sera. Temperature minime tra 16 e 22 gradi, massime invece comprese tra i 27 e i 31 gradi. Spostiamoci ora sul Friuli Venezia Giulia. Di mattina cielo sereno, in giornata arriveranno velature ad alta quota. Sulla costa soffierà bora moderata. Temperature minime sui 18-22 gradi, massime intorno ai 29-31 gradi. Infine diamo uno sguardo alla situazione del Trentino Alto Adige. Tanto sole, salvo locali nubi basse mattutine e possibili rovesci o isolati temporali pomeridiani a carattere sparso. Temperature minime intorno ai 19 gradi, massime sui 30 gradi all'incirca. Dal meteo di Antenna 3 per ora è tutto. Grazie per l'attenzione. Arrivederci. Donadel Sunplast vi aspetta nello showroom di Farra di Soligo, dove troverete le giuste risposte alle vostre esigenze di arredo esterno.